Altre notizie di cronaca, andiamo nel Vicentino. No, ecco, vedo che adesso è in linea la collega da Padova, Valentina Visentin. Valentina, buongiorno. Allora si parla di psicologi perché durante la pandemia sono aumentate naturalmente le visite, le richieste, no, di supporto psicologico da parte delle persone e sono emerse anche alcune irregolarità che sono emerse anche proprio quest'oggi nel corso di questo importante convegno che c'è a Padova. A te Valentina, buongiorno intanto. Buongiorno Marta, sì, proprio così, esattamente, a fronte di un numero aumentato in questi anni di pandemia, di richieste di sostegno psicologico, dall'altra parte i professionisti denunciano che si sono scoperti, soprattutto online, falsi e finti psicologi che hanno approfittato di questa situazione. Ci spiega e ci fa una fotografia del fenomeno il dottor Mauro Grimoldi. Sì, siamo in una fase molto delicata, stiamo uscendo tutti quanti da un periodo doppiamente difficile, una grossa crisi sanitaria come mai ne avevamo viste prima e adesso una crisi economica. Questo fa sì che stia proliferando la pessima abitudine, davvero dannosa per tutti, di esercitare la professione psicologica senza essere abilitati. Quindi sempre di più si stanno diffondendo, stanno arrivando moltissime segnalazioni all'ordine da parte di cittadini che segnalano la diffusione proprio della pratica di esercizio abusivo della professione psicologica. Il nostro invito è: se conoscete qualcuno che si è trovato per caso in questa situazione, quindi che si è trovato ad essere paziente di qualcuno che diceva di essere qualcosa per cui non era abilitato, bene, in questi casi, anche per tutelare chi verrà dopo di voi, mi raccomando, non esitate, l'Ordine Psicologi del Veneto è a disposizione per raccogliere le vostre segnalazioni e aiutarvi a fare quello che va fatto per aiutare voi stessi e le persone che si trovano nella vostra situazione. Ci sono dei campanelli d'allarme che possono far drizzare le antenne? Beh, sicuramente, se c'è qualcuno che rimane vago rispetto a quella che è la propria professione o qualcuno che usa dei termini anglosassoni, inglesi, strani, che non sono quelli consueti, beh, allora lì c'è da andare a verificare. L'ordine è qui anche per questo, è qui apposta per tutelare le persone dalla buona pratica professionale che deve essere quella a cui ci dobbiamo rivolgere tutti nel momento in cui ci sentiamo più fragili. E allora qui con me c'è anche Luca Pezzullo, che è il presidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto, perché di fatto è un problema di salute pubblica. Abbiamo visto in questo periodo di Covid il sostegno psicologico è stato fondamentale, non a caso è stato anche introdotto il bonus psicologi, però come sempre si rischia di rimanere duramente scottati, perché stiamo parlando appunto di medicina e di salute pubblica. Assolutamente sì, il tema della tutela professionale è innanzitutto un tema di salute pubblica, di salute di tutti, che soprattutto in una situazione di fragilità psicologica propria o delle proprie famiglie devono essere sicuri di rivolgersi a professionisti qualificati e non persone improvvisate o proprio abusive. C'è dietro tutta la filiera dell'abusivismo professionale anche in ambito psicologico, un'intera filiera economica che deve essere contrastata. Infatti oggi siamo a Padova a parlarne con le forze dell'ordine, gli avvocati e quant'altro, proprio per costruire delle reti di contrasto a questo fenomeno. Il messaggio è proprio questo: c'è bisogno di essere aiutati in una fase di fisiologica stanchezza emotiva per tutti, c'è bisogno di farlo però con professionisti adeguati e qualificati. Anche perché a rivolgersi a voi in questo periodo di uscita dalla pandemia ci sono anche molti giovani, che di fatto è una delle categorie, delle fasce d'età più duramente colpite dalla mancanza di socialità che si è registrata durante la pandemia e che ha provocato, la cronaca ahimè noi ce lo racconta sempre più spesso, molte situazioni allarmanti. Assolutamente sì, la fascia giovanile è una fascia da tutelare assolutamente con grande attenzione. Lo vediamo anche dai dati del bonus psicologo. Il bonus psicologo ha ricevuto 320.000 richieste circa, di cui riusciremo a rispondere per scarsità di fondi a meno del 12%. Oltre la metà sono di giovani sotto i 35 anni o giovani appunto che stanno iniziando la loro età adulta. Allora proprio per loro è necessario dare tutti i supporti possibili, che siano supporti qualificati e verificabili. In ogni caso, quando c'è un dubbio sulle persone che ci stanno assistendo i nostri cari, sul sito dell'ordine c'è l'elenco degli psicologi abilitati e bisogna controllare sempre il nome se è presente in questo albo.
Ecco Marta, questa la fotografia, questi anche i consigli che speriamo di aver dato ai nostri telespettatori. Se non hai domande io ti restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin e ai suoi ospiti per questo collegamento da Padova e per questi preziosi consigli, soprattutto in questa fase, no, che abbiamo visto vede molte fasce della popolazione in difficoltà e quindi anche una crescente richiesta di supporto psicologico alla quale purtroppo spesso il sistema pubblico non riesce a fare